Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui questa sera ed è con estremo piacere che introduco a voi il professor Giuseppe Albertoni. Giuseppe Albertoni è professore ordinario dell'Università di Trento, dove insegna storia medievale. Durante la sua carriera accademica ha più volte affrontato i temi riguardanti il mondo carolingio e delle società dell'Alto Medioevo, come vedrete questa sera, ma l'ha fatto soprattutto da un'ottica di una prospettiva comparata tra storia politica, storia economica e storia culturale. Nel suo percorso ha pubblicato oltre 100, più di 100 pubblicazioni, sia in italiano sia in tedesco, perché forse il professor Albertoni è un esempio proprio calzante col tema della rassegna dei confini, quanto proviene da una regione un po' particolare come l'Alto Adige, questa regione che segna un po' il confine sia politico ma anche culturale tra, diciamo, l'area mediterranea e l'area tedesca, quindi è un punto di vista sicuramente interessante, anche perché lui, oltre ad aver studiato il mondo carolingio, il mondo dell'Alto Medioevo, ha anche approfondito lo studio delle società alpine nei secoli sempre tra l'Alto e il Pieno Medioevo. Proprio è partito da poco anche un progetto, un PRIN, vuol dire un progetto di rilevante interesse nazionale che vede coinvolte 4 università, l'Università di Trento, che è la capofila e di cui il professor Albertoni è proprio il responsabile del progetto, l'Università di Padova, l'Università di Venezia e la Scuola Superiori e la Scuola Normale di Pisa. Il tema è un tema di ricerca, è in inglese, però lo traduco un attimo in italiano, si intitola Governare in tempi difficili, modelli di potere e pratiche di governo nella creazione dell'Italia carolingia. È un progetto, appunto, come dicevo, coinvolge 4 università, diversi professori, diversi ricercatori, tra cui anche il sottoscritto, quindi è un doppio piacere presentare il professor Albertoni e cedergli la parola riguardante questo libro, appunto L'elefante di Carlo Magno, e niente, quindi io mi taccio e passo la parola al professore. Grazie Leonardo, grazie agli organizzatori, grazie a tutti voi per essere venuti. Allora, iniziamo questo nostro viaggio in tempi molto, molto lontani e anche forse in luoghi non per tutti conosciuti. L'inizio di questo viaggio lo possiamo fare richiamando il testo del primo biografo di Carlo Magno, che si chiamava Eginardo e che era stato uno dei principali collaboratori di Carlo Magno. Pochi anni dopo la morte di Carlo Magno morì nell'814, Eginardo decise di scrivere una biografia del primo imperatore Franco. Aspettiamo se volete sedervi così. Poi riprendiamo. Ecco, decise di scrivere una biografia dell'imperatore Franco nel quale egli cercò di tratteggiare la figura di Carlo Magno a partire da alcuni modelli letterari del passato, come spesso succedeva in questo periodo. Ricordiamoci che siamo in una fase storica nella quale per gli autori l'originalità non è possiamo dire, un dato sempre positivo, anzi spesso il richiamare modelli del passato dà maggior valore alle opere, ai richiami, alle ricostruzioni che venivano fatte e venivano svolte. Eginardo scrisse questa biografia di Carlo Magno in una data sulla quale gli storici tuttora litigano e continueranno probabilmente a litigare anche nelle generazioni prossime. Comunque, verosimilmente, attorno all'830. All'interno di questa biografia di Carlo Magno noi troviamo questo brano, un brano molto letto, molto conosciuto, ma che forse vale la pena richiamare. Possiamo leggerlo insieme. Ci viene detto:
La sua amicizia, naturalmente quella di Carlo Magno, è intesa con Harun, re dei Persiani, padrone di tutto l'Oriente, esclusa l'India, fu così stretta che quel re privilegiava il favore verso di lui all'amicizia di tutti i sovrani e i principi della terra e riteneva di dover gratificare lui soltanto con l'onore della sua munificenza. Così, quando gli ambasciatori che aveva mandato con ricchi doni al Santissimo Sepolcro e al luogo della resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo giunsero da Harun e gli comunicarono la volontà del proprio sovrano, non solo questi accordò loro quanto chiedevano, ma concesse anche che quel luogo santo e salvifico fosse posto sotto la sua autorità. Quando gli ambasciatori di Carlo rientrarono, li fece accompagnare dai propri legati, inviandogli magnifici doni, travesti, spezie ed altri prodotti delle terre d'Oriente. E poi c'è questa annotazione molto importante. Pochi anni prima gli aveva spedito, dietro sua richiesta, anche un elefante, l'unico che in quel momento aveva. Ecco, qui abbiamo un brano molto importante anche rispetto al tema di questa sera. Noi vediamo che Eginardo mette in risalto i rapporti tra Carlo Magno e quello che lui definisce come Harun, re dei Persiani. Ecco, anche in questo Eginardo usa un linguaggio antico e tratteggia i personaggi della sua epoca riprendendo modelli del passato. Questo re dei Persiani in realtà è il califfo Harun al-Rashid. Egli lo definisce come re dei Persiani perché ha come modello la storiografia d'età antica, quando l'alter ego degli imperatori romani erano gli imperatori persiani. E a partire da questo modello egli tratteggia anche i rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid. Da questo punto di vista Eginardo non ha nessun interesse a Harun al-Rashid come personaggio storico, non gli interessa nulla della sua religione, ad esempio. Quello che gli interessa è far vedere che è il signore dell'Oriente, così come Carlo Magno, ricordiamoci il nome Carlo Magno viene dato dopo, i suoi contemporanei lo chiamano semplicemente Carlo, Carlo invece è il grande signore dell'Occidente e solo fra loro due ci può essere un rapporto paritario. E questo è molto importante. E questo rapporto paritario, come spesso accadeva al tempo, si metteva in atto attraverso lo scambio di doni. Qui abbiamo però un particolare molto importante, perché non vi furono solo i doni ricordati, ma, viene ricordato, vi fu anche un dono fatto su richiesta. E questo dono fatto su richiesta era l'elefante. Di solito questo passaggio è stato sottovalutato. Questo, dietro sua richiesta, non è stato valutato dal mio punto di vista sufficientemente. E questo mi ha acceso un po', possiamo dire, l'interesse nei confronti di questo tema. Cioè, perché c'era questo interesse? Non si tratta di un semplice regalo, ma perché Carlo Magno vuole avere questo elefante? E da qui, ecco, inizia un poco il percorso che faremo anche noi oggi. E allora possiamo passare a questa seconda slide che ci aiuta soltanto a ricordarci chi era Carlo Magno in questo periodo. Può essere utile farlo perché non tutti magari hanno così presente quanto magari studiato ai tempi delle scuole. Ecco, ricordiamoci, ecco, qui vediamo un'immagine che naturalmente non è un'immagine coeva, è un'immagine del XIX secolo. Questo è un affresco che era stato fatto nel municipio di Aquisgrana. Aquisgrana, l'odierna Aachen in Germania, era la città che Carlo Magno, cioè era il luogo, scusate, che Carlo Magno scelse come sua principale residenza a partire dalla fine del secolo VIII, quando ormai, possiamo dire, era all'apice del suo potere. E in questa città, divenuta città successivamente, nel secolo XIX, e laddove un tempo sorgeva il palazzo di Carlo Magno, fu eretto il municipio. All'interno del municipio fu fatto un ciclo di affreschi che dovevano celebrare i vari momenti fondamentali della vita di Carlo Magno, tra cui l'incoronazione imperiale.
incoronazione imperiale che fu ricostruita sempre a partire dalle parole di Eginardo. Eginardo è l'unico autore, fra tutti quelli della sua epoca, che ci dice che se solo Carlo Magno avesse saputo che il 25 di dicembre dell'anno 800 Papa Leone III avrebbe voluto incoronarlo imperatore, non avrebbe mai messo piede in chiesa, e cioè a San Pietro. Un'affermazione molto forte che ha fatto a sua volta discutere tantissimo gli storici. C'è chi dice si tratti di un espediente retorico per dimostrare la modestia di Carlo Magno, chi dice che invece voglia dire qualcosa in più. E soprattutto, secondo gli studiosi che negli ultimi anni hanno maggiormente approfondito la figura di Eginardo, questo brano che solo lui riporta avrebbe dovuto dimostrare quanto Eginardo era in confidenza con Carlo Magno, quindi era il vero confidente di Carlo Magno, solo lui sapeva alcune cose che nessun altro sapeva. E Eginardo scrive la sua vita di Carlo Magno quando è in una sorta di esilio, dopo anni di collaborazione con la corte carolingia, mantiene dei rapporti un po' altalenanti, diciamo così, con il figlio di Carlo Magno, Ludovico il Pio. Ecco, è in questo contesto che gli scrive questa ricostruzione dell'incoronazione. Il fatto che il modo in cui Eginardo ricostruisce l'incoronazione imperiale sia un unicum mi ha acceso una lampadina collegandolo con l'altro unicum, e cioè con il richiamo della richiesta dell'elefante. E di nuovo, quindi, dal mio punto di vista, Eginardo vuole dimostrare di conoscere cose che altri non sanno e di conoscere alcuni aspetti, possiamo dire, più nascosti. Ecco, queste sono, possiamo dire, delle tracce a partire dalle quali poi sono partito. Ricordiamoci quando avviene questa incoronazione, naturalmente non in queste modalità, che sono totalmente astoriche come ricostruzione complessiva. Carlo Magno era ormai all'apice del suo potere. Ricordiamo, lui era diventato re dei Franchi nel 768 insieme a un fratello che aveva un nome simile, Carlo Manno. Questo fratello 3 anni dopo provvidenzialmente morì e quindi spianò la strada alla sua affermazione. Nel 774 conquista il regno dei Longobardi e quindi gran parte dell'Italia centro-settentrionale. E successivamente fa altre conquiste, in particolare la Baviera, dove c'era, possiamo dire, una sorta di suo alter ego, il duca Tassilone, che era anche un suo avversario, pur essendo anche suo cugino, quindi un rapporto molto complicato. Poi conquista, dopo 30 anni di guerre, la Sassonia, e quindi costituisce un territorio che occupava gran parte dell'Europa, possiamo dire, occidentale d'oggi, ma su questo torneremo tra pochissimo. Ecco, l'altro protagonista dello scambio dell'elefante accanto a Carlo Magno, abbiamo detto, era Harun al-Rashid. Anche qui ve lo propongo attraverso una sua rappresentazione del XIX secolo, ovviamente idealizzata, così che richiama alcuni modelli dell'orientalismo che in quegli anni andavano molto di moda, diciamo così. Harun al-Rashid noi in realtà non sappiamo moltissimo. La sua figura è stata tramandata soprattutto attraverso le novelle dell'Emilio Nanotte, che ne hanno fatto un personaggio letterario e che hanno ritratto poi Harun al-Rashid come il vero sovrano giusto che governa con saggezza il suo grande califfato. Come sempre i personaggi storici sono un po' più complessi dei personaggi letterari. Quello che sappiamo è che in questa fase storica Harun al-Rashid e Carlo Magno avevano degli interessi convergenti. Per capire perché avevano questi interessi convergenti, dobbiamo di nuovo allora tornare sul contesto politico di questa fase storica.
Ecco, ricordiamoci che il grande califfato che si era affermato tra VII e VIII secolo, a metà del secolo VIII era stato preso, possiamo dire, da una nuova dinastia che aveva assunto il titolo califfale, cioè la dinastia degli Abbasidi. A questa dinastia apparteneva anche Harun al-Rashid e uno, possiamo dire, dei capostipiti di questa dinastia aveva un nome che tornerà tra breve, e cioè aveva il nome di Abu al-Abbas. Gli Abbasidi avevano assunto la guida del califfato, diciamo, spodestando, semplifichiamo al massimo le cose, un'altra dinastia, la dinastia degli Omayyadi. Questa dinastia però non perse tutto e riuscì a mantenere il controllo, vediamo se riesco a usare questo, ecco, dell'Emirato di Cordova, e cioè della Spagna musulmana. Quando dunque Carlo Magno e Harun al-Rashid entrano in contatto, il mondo musulmano da un punto di vista politico non è unitario. Abbiamo il grande califfato che grosso modo dall'odierno Iran e Iraq si estendeva sino, possiamo dire, all'odierno Marocco, e abbiamo poi l'Emirato di Cordova che invece è, possiamo dire, antagonista nei confronti del califfato. Quindi abbiamo un mondo musulmano diviso al suo interno. Abbiamo poi l'impero, quello che diventerà, possiamo dire, con l'incoronazione imperiale, l'impero carolingio, con l'estensione che abbiamo appena richiamato, e poi abbiamo l'impero bizantino. Ricordiamoci che questo era il vero impero, questo era l'erede dell'impero romano. Quando fu deposto Romulo Augustolo, in realtà un imperatore romano rimane, cioè rimane a Costantinopoli, e l'impero romano d'Oriente continua a vivere. Diventa nei secoli un impero romano di lingua greca, con capitale a Costantinopoli, ed è quello che noi definiamo come impero bizantino, anche se i bizantini, quelli che noi chiamiamo bizantini, si definivano sempre romani. E anche qui dobbiamo sempre stare attenti a non sovrapporre le nostre definizioni con le definizioni che davano di sé i contemporanei. Anche questo è un tema sulle identità e i confini che ci deve sempre essere presente. Ebbene, questo è il contesto. In questo contesto Carlo Magno e Harun al-Rashid avevano un, diciamo così, nemico comune, e cioè l'Emirato di Cordova. Dall'Emirato di Cordova partivano delle incursioni che davano fastidio, diciamo così, a Carlo Magno, anche se lui poi cercò di intromettersi, insomma, però insomma, la situazione era piuttosto altalenante, spesso tesa. E naturalmente nell'Emirato di Cordova avevano un punto di riferimento anche gli oppositori di Harun al-Rashid. Ecco che per ambedue quindi era importante avere dei rapporti, perché avevano un comune nemico e avevano poi un altro avversario che era costituito dall'impero bizantino. Ecco, ricordiamoci che quando Carlo Magno fu incoronato imperatore il 25 dicembre dell'Ottocento, poté ottenere il titolo imperiale anche perché formalmente, dal punto di vista papale, questo titolo era vacante. Perché cos'era successo? Qualche anno prima, a Costantinopoli, l'imperatrice Irene, che aveva, possiamo dire, svolto una funzione di tutoraggio nei confronti del figlio, Costantino VI, quando avrebbe dovuto, possiamo dire, lasciare il posto al figlio ormai maggiorenne, ecco, prese una decisione un po' drastica dal nostro punto di vista, e cioè lo fece accecare, lo imprigionò, e poi in seguito alle ferite dell'accecamento il figlio morì. E assunse, cosa mai avvenuta né prima né dopo, il titolo di imperatore. E quindi avevamo a Costantinopoli un imperatore donna. E si era costituito quello che in alcune fonti occidentali, che naturalmente sono tutte latine, viene definito come imperium femineum. E dal punto di vista di una prospettiva, possiamo dire, dell'epoca, si trattava di una sorta di abominio non accettabile. Ed ecco perché allora il titolo imperiale appariva un titolo vacante.
e questo permise a Leone III di concederlo a Carlo Magno. Questa concessione avvenne anche grazie a un altro fatto che era avvenuto poco prima. Leone III era stato eletto Papa nel 795, c'erano stati forti contrasti, aveva forti avversari che lo accusavano delle cose peggiori, e durante una processione era stato aggredito, secondo alcune fonti addirittura gli sarebbero stati strappati gli occhi e la lingua per renderlo inabile. Naturalmente, calcolando cosa accadde dopo, così non fu, però ecco, egli fu imprigionato, fu liberato poi dagli uomini di Carlo Magno che lo portarono sul fronte sassone a Paderborn, e qui a Paderborn probabilmente i due si misero d'accordo su quanto sarebbe successo al ritorno del Papa a Roma. Il Papa fu portato a Roma scortato dagli uomini di Carlo Magno, fu messo in scena un processo. Supremo giudice del processo fu Carlo Magno, che assolse il Papa da tutte le accuse, condannò i suoi avversari e il giorno dopo fu incoronato imperatore. Questo è il contesto in cui si svolsero queste vicende. E questo contesto, ecco, è quello della richiesta anche dell'elefante. E dal mio punto di vista anche la richiesta dell'elefante quindi è strettamente collegata con il progetto di ritorno di un titolo imperiale in Occidente. E allora andiamo avanti con il nostro discorso. E vediamo un altro protagonista. Protagonista della vicenda che permise a Carlo Magno di avere un elefante è un ebreo di nome Isacco, e anche qui cade, possiamo dire, una frontiera simbolica che molto spesso noi poniamo all'interno del mondo religioso. Ricordiamoci che siamo in una fase nella quale non abbiamo un atteggiamento diffuso antigiudaico, anche se ci sono alcune posizioni, però da parte di Carlo Magno vi è una sorta di protezione che viene fatta ai mercanti ebrei. Di questo ebreo Isacco noi in realtà non sappiamo assolutamente nulla, se non quello che ci raccontano gli Annales Regni Francorum. Gli Annales Regni Francorum sono una ricostruzione storica che procede anno per anno, che fu scritta in ambienti molto molto vicini a Carlo Magno, quindi in qualche maniera è la visione della storia, possiamo dire, che Carlo Magno voleva venisse tramandata e venisse affermata anche tra i suoi contemporanei, non solo per i posteri. E è all'interno degli Annales Regni Francorum che quella riga di Eginardo che abbiamo visto prima viene sviluppata un po' di più, non in tante righe, ma possiamo dire in una decina di righe, ecco. Ma ricordiamoci che per quasi tutti i personaggi carne ed ossa e umani di questo periodo raramente noi abbiamo più di 4-5 righe per ciascuno. Abbiamo più sull'elefante negli Annales Regni Francorum che sulle mogli di Carlo Magno. Quindi questo purtroppo dobbiamo fare riferimento a questo numero sempre molto molto esiguo di fonti su cui dobbiamo lavorare. Ecco, allora, gli Annales Regni Francorum ci ricordano che nell'801 Carlo Magno viene avvisato che sta tornando da Baghdad un ebreo di nome Isacco che lui aveva mandato qualche anno prima, nel 797, dal califfo, assieme ad altri 2 suoi inviati. Gli altri 2 morirono durante il viaggio, Isacco invece riuscì a resistere. Qui vi ho riportato un'immagine che tratta da un Atlante del XIV secolo, in cui è ritratto un ebreo che conduce un elefante, che secondo alcuni studiosi potrebbe essere l'ebreo Isacco. Secondo me è un po' tirata, possiamo dire come ipotesi, però insomma, siccome purtroppo del nostro elefante non abbiamo nessuna immagine e nemmeno del nostro ebreo Isacco abbiamo immagini, ho pensato potesse essere in ogni caso evocativa. Ecco, l'ebreo Isacco quindi viene mandato dal califfo Harun al-Rashid. Che cosa accadde durante il suo viaggio, nell'incontro? Purtroppo noi non lo sappiamo. Abbiamo una ricostruzione molto molto fantasiosa che fu scritta dal secondo biografo di Carlo Magno,
Notchero il Balbo, che visse però nell'età di Carlo III, cioè siamo alla fine dell'impero carolingio. Notchero il Balbo ricostruisce, insomma, anche questo episodio, come tanti altri, in modo piuttosto difficile da interpretare, quindi l'abbiamo lasciato da parte in questo momento. E noi ricordiamoci che per quello che riguarda il nostro elefante, noi sappiamo, possiamo ricostruire però grosso modo il viaggio che fece. Anche se, come vi dicevo, abbiamo solamente pochissime indicazioni nelle nostre fonti. Ecco, sappiamo sicuramente che Isacco andò verso Baghdad attraversando l'Adriatico, arrivando a Gerusalemme, e lo sappiamo perché della missione inviata da Carlo Magno ci parla anche un'altra fonte, spesso trascurata, e cioè i miracoli di San Genesio, una fonte agiografica. Questa fonte racconta che il conte di Treviso, quindi siamo in zona, che si chiamava Gebardo, di cui sappiamo poco, ma che probabilmente, come alcuni altri conti di questa fase storica dell'Italia carolingia, veniva dalla zona della Alamannia, cioè più o meno al territorio dell'odierna Svizzera, vicino al lago di Costanza. Sappiamo che lui voleva avere delle reliquie per una sua chiesa. E quindi mandò, come spesso accadeva in questo periodo, dei suoi uomini a comprarle e a procurarsele, ecco, diciamo così, e li mandò a Gerusalemme. In questo testo, questa vita di San Genesio, si racconta che costoro, mentre si imbarcavano, probabilmente vicino all'odierna Mestre, diciamo così, per partire, incontrarono anche gli ambasciatori di Carlo Magno, che a loro volta andavano a Gerusalemme. E poi si sarebbero messi d'accordo, sempre stando su quello che ci racconta questa fonte, si sarebbero messi d'accordo che poi si sarebbero ritrovati a Gerusalemme quando gli ambasciatori di Carlo Magno sarebbero tornati con l'elefante. Poi gli ambasciatori del conte di Treviso aspettano, alcuni muoiono, quello che rimane a un certo punto decide di tornare. E nel frattempo è morto anche il conte di Treviso, insomma poi fa tutta un'altra strada e va nelle Alpi. L'ebreo Isacco, noi non sappiamo esattamente che strada fece, molto probabilmente egli tornò a Gerusalemme, molto probabilmente seguì le vie romane che erano ancora in uso in questo periodo lungo la costa del Mediterraneo meridionale, giungendo fino a Tunisi, all'odierna Tunisia. Noi sappiamo che nella primavera dell'801 Carlo Magno aveva deciso di tornare ad Aquisgrana dopo essere stato incoronato imperatore e partì dopo Pasqua. La partenza del viaggio fu piuttosto accidentata perché arrivato vicino a Spoleto ci fu un terremoto molto forte. Siamo in zone che sappiamo purtroppo ancora oggi sismiche, quindi partì un po' male, però poi insomma... E nonostante questo procedette, arrivò fino a Ravenna, che per lui era una città molto importante perché uno dei suoi modelli era re Teodorico, e poi da Ravenna andò verso Pavia, poi Vercelli, per prendere il Gran San Bernardo. Proprio mentre si trovava vicino a Pavia e Vercelli, gli arrivò una comunicazione. Gli venne detto che stavano arrivando due ambasciatori del califfo, Harun al-Rashid, per avvisarlo che era arrivato l'elefante e che doveva però organizzare lui il trasbordo in nave dell'elefante. E quindi lui diede il carico a un suo uomo di fare tutto ciò, e noi non sappiamo come riuscì a trasportare l'elefante. Ricordiamoci, l'elefante indiano dovrebbe pesare su circa 5 tonnellate, mangia molto, beve molto, e quindi la logistica di mantenimento di un elefante non è da poco. Come gli uomini di Carlo Magno siano riusciti a organizzare il trasbordo, il passaggio, purtroppo non ci viene detto, però riuscirono. E sappiamo che nella tarda estate, inizio dell'autunno dell'801, sbarcarono a Porto Venere.
Da qui poi iniziarono ad andare verso Vercelli, ma ormai Carlo Magno se n'era andato, perché naturalmente attraversare le Alpi in autunno era molto difficile, lui voleva tornare ad Aquisgrana prima. E anche Isacco con l'elefante a questo punto dovette fermarsi a Vercelli, passò tutto l'autunno e l'inverno a Vercelli, ripartì in primavera facendo il Gran San Bernardo, probabilmente o questo percorso, per arrivare ad Aquisgrana, dove giunse verso il 20 di luglio dell'anno 802. E quindi, ecco, dopo questo lungo viaggio, l'elefante arriva. Ma adesso, visto il viaggio, naturalmente dobbiamo di nuovo tornare sul punto di partenza, cioè perché Carlo Magno voleva un elefante. Ecco, ricordiamoci che Carlo Magno, non possiamo definirlo un intellettuale, però rispetto ad altri sovrani aveva la capacità di attorniarsi di intellettuali che lo aiutarono notevolmente a dare una cornice politica e ideologica al suo dominio militare. Questi intellettuali conoscevano molto bene alcuni autori d'età antica, le cui opere erano state trasmesse soprattutto attraverso delle sillogi, cioè delle sintesi fatte da autori successivi. E quindi erano conosciuti testi di Plinio, tramite Plinio in parte altri autori erano conosciuti anche testi di Aristotele e via via altri studiosi ancora di età precedente. Le conoscenze che circolavano nella corte di Carlo Magno sugli elefanti avevano quindi origine un po' diversa. Avevamo da un lato la tradizione naturalistica che partiva da Aristotele e che rappresentava l'elefante come l'animale più vicino all'uomo. Sarebbe stato l'animale più intelligente, più sensibile, addirittura quasi con un animo religioso, che quindi avrebbe avuto una maggiore capacità anche del rapportarsi con l'uomo. E soprattutto era un animale che sarebbe stato così intelligente che avrebbe capito anche la necessità di rispettare l'autorità e quindi era l'unico animale che si inginocchiava di fronte al re. Quindi viene posto già da Aristotele in poi, sto semplificando al massimo, scusatemi, ma insomma abbiamo poco tempo, fu posto questo legame molto stretto tra elefante e sovrano. Avevamo poi un'altra tradizione che era trasmessa dai testi storici, che rappresentavano l'elefante come un animale molto importante anche dal punto di vista militare, a partire da Annibale in poi, ecco. E in particolare poi in base alla tradizione orientale che era stata mediata da Alessandro Magno. Alessandro Magno è anche un altro grande modello di sovranità per i Carolingi e Alessandro Magno fu quello che, possiamo dire, dopo la sua grande espansione, dopo lo scontro anche con, possiamo dire, alcuni sovrani che anche qui per semplicità definiamo indiani, ecco, riuscì a integrare al proprio interno, all'interno del proprio esercito, anche l'uso di elefanti con la torre. Quindi gli elefanti, anche da un punto di vista militare, erano conosciuti nell'età di Carlo Magno. Avevamo poi la tradizione, possiamo dire, simbolica cristiana, che era stata trasmessa soprattutto da un testo ricordato col nome di Fisiologo, un testo che prendeva questo nome dal suo supposto autore. Era un testo che è un poco, possiamo dire, l'antecedente di tutti i bestiari dell'età medievale. E anche qui, appunto, mi scuso di nuovo, sto semplificando al massimo. All'interno del fisiologo gli animali dapprima vengono descritti brevemente da un punto di vista fisico e poi viene data una loro descrizione simbolica. Dapprima in maniera un pochettino più criptica e poi viene data una sorta di chiarimento. Per quello che riguarda l'elefante, per esempio, qui vi ho preso
una pagina da un manoscritto che chiunque di voi può guardare con attenzione in questo sito della biblioteca di Berna, che è su un motore di ricerca svizzero che permette di accedere a tutte le grandi biblioteche svizzere, compresa quella di San Gallo. Ecco, questa versione del fisiologo illustrata ci ricorda quelle che erano, secondo la tradizione cristiana, le due caratteristiche principali dell'elefante. Da un lato essere una sorta di alter ego di Adamo ed Eva, perché si riteneva che l'elefante maschio non avesse, si diceva, concupiscenza, e quindi doveva essere l'elefantessa, possiamo dire, un poco a svegliargliela. E lo faceva offrendogli un'erba particolare, cioè la mandragola. Solo dopo aver mangiato quest'erba l'elefante maschio, possiamo dire, aveva un risveglio dei sensi e in tal modo poi era possibile la procreazione, anche se poi nella procreazione vi era sempre il pericolo che il piccolo elefantino potesse essere ucciso da dei serpenti. Perché? Perché secondo questa tradizione l'elefantessa avrebbe partorita in acqua e in acqua ci sarebbero stati dei pesci serpenti che avrebbero messo in pericolo il piccolo elefante. D'altro lato, dell'elefante si racconta anche che poteva essere una rappresentazione cristologica, cioè rappresentare Cristo. Anche qui adesso sintetizzo al massimo, cioè l'elefante, e qui si riprendeva un'altra tradizione, cioè il fatto che l'elefante non avesse delle ginocchia, ma avesse, possiamo dire, delle zampe, possiamo dire, di un unico blocco che gli avrebbero impedito di accucciarsi, e quindi per dormire avrebbe dovuto appoggiarsi a un albero, che le avrebbe causato spesso la caduta. L'animale caduto rappresentava il peccatore. Poi si racconta di piccoli elefanti che vengono ad alzare il più grande elefante, e in questo poi si vede una rappresentazione di Cristo che solleva il peccatore e lo aiuta, insomma, a riprendere la sua strada. Anche qui vediamo quindi un'interpretazione ambivalente. E poi naturalmente oltre a questa abbiamo la simbologia, possiamo dire, imperiale, romana, che vedeva appunto l'elefante come uno degli animali più adatti a essere donati a un imperatore, e soprattutto riteneva molto importante che chi donasse fosse appunto un parigrado, e questo parigrado non poteva che essere un altro imperatore, quindi un imperatore d'Oriente. Ecco, su questi aspetti della simbologia dell'elefante si è molto discusso, e in tempi recenti alcuni autori hanno proposto che Carlo Magno avrebbe voluto l'elefante per creare ad Aquisgrana una sorta di paradiso terrestre, con all'interno animali dalla diversa simbologia. Si tratta di un'ipotesi molto suggestiva che però, dal mio punto di vista, è poco suffragata dall'evidenza delle fonti, perché chi propone questa ipotesi mette insieme un po' dei brani un po' estrapolati da fonti di età successiva, e secondo me in maniera poco convincente. Io ritengo invece soprattutto che Carlo Magno sia stato mosso da un modello di imitazione dell'autorità imperiale romana, così come fece in tanti altri ambiti. E quindi anche avere l'elefante presso la sua corte era un simbolo di autorità, che rimandava appunto all'esperienza romana. Noi sappiamo che le persone videro l'elefante, perché noi abbiamo una testimonianza di un monaco irlandese che si chiamava Dicuil, che arrivò proprio negli ultimi anni di vita di Carlo Magno ad Aquisgrana, e in un suo trattato affronta la annosa questione delle ginocchia degli elefanti. E lui è invece a favore del fatto che gli elefanti ce l'avessero le ginocchia. E allora in una piccola annotazione scrive: io sono sicuro che ce l'hanno le ginocchia, perché io ho visto un elefante che si inginocchiava, e questo era l'elefante di Carlo Magno che hanno visto in molti altri che andarono alla sua corte. Quindi noi sappiamo che sicuramente l'elefante di Carlo Magno era in un luogo, forse in un recinto o all'interno di una riserva, dove poteva essere visto, e quindi sicuramente era un elemento della sua autorità.
Si è ipotizzato anche che Carlo Magno usasse l'elefante portandoselo in campagna militari. In realtà Carlo Magno, dopo l'incoronazione imperiale, ormai era non più giovanissimo, diciamo, è un po' acciaccato, fa pochissime campagne militari. E noi sappiamo la circostanza però nella quale il nostro povero elefante morì. L'elefante morì nell'810, quindi visse per 8 anni ad Aquisgrana, che insomma non sono pochissimi, se ne pensiamo al cambio di clima anche tra Baghdad ed Aquisgrana. Sappiamo che morì proprio mentre Carlo Magno fece una sua ultima campagna militare contro un manipolo di vichinghi che venivano dalla Danimarca e che avevano messo un po' in pericolo i territori più settentrionali del suo regno. Sempre negli Annales Regni Francorum, in un passaggio un po' confuso, ci viene detto che l'elefante morì mentre lui stava facendo questa campagna. Poi si discute, questo mentre vuol dire che lui era lì o vuol dire che solamente mentre temporale, ma era... Ci sono molte discussioni. Potrebbe essere però che l'avesse portato con sé per in qualche maniera intimorire i suoi avversari. Ecco, allora, torniamo, ecco, io non ho parlato adesso molto di confini all'interno del mio discorso, però diciamo è un po' tutto il discorso ha sullo suo sfondo in realtà la presenza di confini non confini. Noi abbiamo visto all'inizio quali erano i confini politici, anche quali erano i confini religiosi, però abbiamo visto anche come questi confini in realtà non abbiano svolto nessuna forma di ostacolo per la questione dell'elefante, perché siamo di fronte ad una realtà politica nella quale il rapporto paritetico, possiamo dire, tra sovrani prescindeva dall'appartenenza, possiamo dire, religiosa o anche da altri possibili interessi, laddove alcuni interessi potevano convergere. E naturalmente molto importante era un riconoscimento reciproco di autorità che permetteva di consolidare da ambedue le parti la propria autorità. E quindi possiamo dire che siamo in un contesto in cui naturalmente i confini ci sono, i confini possono avere anche un valore molto forte in determinate situazioni, ma nella situazione che noi abbiamo analizzato, ecco, svolgono invece una funzione, possiamo dire, di sfondo, perché siamo all'interno di un intreccio politico, intreccio culturale, intreccio in parte anche religioso. Da questo punto di vista forse possiamo richiamare brevemente, poi pian piano chiudo, penso che stiamo quasi finendo con il tempo a disposizione, possiamo richiamare un aspetto che ancora non ho detto, cioè quello del nome dell'elefante. L'elefante che fu inviato da Harun al-Rashid si chiamava Abul Abbas e noi sappiamo che Carlo Magno non cambiò il nome a questo elefante. Ecco, dare naturalmente un nome di persona a un elefante significa in qualche maniera, tra virgolette, umanizzare l'elefante, creare anche l'animale, creare un rapporto un po' diverso tra uomo e animale. Anche qui si rompono, possiamo dire, alcuni confini nei rapporti anche da questo punto di vista. E naturalmente è strano il fatto che egli abbia mantenuto questo nome. E dal mio punto di vista questo fatto anche va in contraddizione con l'ipotesi che egli avrebbe voluto costruire una sorta di giardino paradisiaco, perché difficilmente allora avrebbe mantenuto il nome dato. Questo nome, secondo me, è un nome che è anche un messaggio che invia Harun al-Rashid. Harun al-Rashid invia un elefante che ha il nome, possiamo dire, di uno dei capostipiti della sua dinastia. E quindi è un elefante che nel suo nome doveva ricordare colui che l'aveva dato e quindi rendere evidente il rapporto che si era creato attraverso la donazione.
Ricordiamoci che siamo in un contesto in cui lo scambio di doni è molto importante, ha un ruolo fondamentale in tutti i rapporti di tipo politico. Ecco, allora anche la questione del nome è una questione rivelatrice, pur all'interno di una presenza sporadica di dati e di riferimenti. Ci dà però uno spunto importante di riflessione. Da questo punto di vista l'elefante di Carlo Magno fu un unicum anche rispetto a alcuni altri elefanti che alcuni imperatori successivamente ebbero. Diciamo che dopo Carlo Magno nessuno dei suoi diretti discendenti ebbe più un elefante, anche questo in qualche maniera mette in crisi, possiamo dire, la teoria della costruzione di un Eden ad Aquisgrana, perché sarebbe stato difficile, possiamo dire, una sua scomparsa immediata. L'unico imperatore che ebbe successivamente, di età medievale, età moderna poi non ne parlo, in età moderna poi la presenza dell'elefante diventa un po' più diffusa, ma l'unico imperatore di età medievale che ebbe di nuovo un elefante fu Federico II. E Federico II, che a sua volta è un sovrano molto particolare, possiamo dire pieno di luci e ombre, e anche molto importante nel rapporto Occidente-Oriente. Qui vediamo una raffigurazione di una cronaca, da una miniatura di una cronaca, possiamo dire in questo modo, dell'età di Federico II, ecco, dell'arrivo dell'elefante di Federico II a Cremona. Quindi vedete questo arrivo festoso, vediamo, noi non sappiamo se Carlo Magno abbia fatto un uso così pubblico dell'elefante, io lo escluderei. Siamo di fronte a personalità anche molto diverse. Federico II in qualche maniera sfidava maggiormente anche, possiamo dire, i suoi avversari anche attraverso una simbologia molto provocatoria, ecco, diciamo così. Certo, noi sappiamo che questo elefante fu donato a Federico II. Non abbiamo nessuna testimonianza che Federico II però l'abbia chiesto, quindi questo è di nuovo una distinzione. Non abbiamo nessuna testimonianza sul fatto che questo elefante avesse un nome. Gli fu dato durante le trattative per ottenere Gerusalemme. Sappiamo che anziché fare una crociata, nel vero senso della parola, egli avviò delle trattative con l'emiro di Gerusalemme e in questo contesto poi egli ricevette anche questo elefante. Ecco, Federico II è l'unico imperatore d'età medievale ad avere un elefante dopo Carlo Magno. Abbiamo un re d'Inghilterra che per un breve periodo a sua volta ha un elefante, ma insomma ne fa un uso meno spregiudicato, ecco, diciamo così, di Federico II. Ecco, per chiudere il nostro discorso, ecco, ricordiamoci che la memoria dell'elefante di Carlo Magno gradatamente però divenne sempre più labile. Perché a partire dal XII secolo circa la figura storica di Carlo Magno fu sostituita dalla figura letteraria di Carlo Magno. Ecco, ricordiamoci, siamo in una fase in cui si diffonde la chanson de Roland, si diffonde una nuova rappresentazione di Carlo Magno come l'imperatore cristiano che avrebbe lottato contro i musulmani e che non ha nessuna base storica. Perché noi sappiamo che l'unico intervento che Carlo Magno fece nell'Emirato di Cordova lo fece per appoggiare alcuni, possiamo dire, capetti, diciamo così, locali musulmani contro altri, fece un disastro in questo suo intervento, al ritorno le sue armate furono assalite dai baschi cristiani che lui aveva depredato prima. Quindi qui abbiamo la cosiddetta battaglia di Roncisvalle, che invece poi successivamente viene reinventata come una sorta di scontro epico tra cristiani e musulmani. Ecco che dai secoli centrali del Medioevo la figura di Carlo Magno cambia connotati, diventa un personaggio letterario che tra le sue caratteristiche ha anche quello di essere il principale nemico dei musulmani.
e quindi naturalmente non aveva più nessuna utilità ricordare che aveva un elefante che si chiamava Bulabas vicino a sé, e quindi nessuno ne parla più. E nessuno ne parla più per secoli. E qui vi ho ripreso questa immagine molto bella e molto interessante che si rifà a cosiddetti tableau vivant che venivano fatti all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento c'era un po' la moda di fare come delle rappresentazioni teatrali in cui ci si metteva in posa per ricordare determinati episodi che venivano poi fotografati. E ad Aquisgrana, per commemorare Carlo Magno, furono fatti una serie di questi quadri. Qui fu fatto il quadro che doveva rappresentare l'arrivo degli ambasciatori di Harun al-Rashid da Carlo Magno. Naturalmente l'elefante ovviamente non c'è perché non era assolutamente funzionale alla narrazione. E diciamo che l'interesse poi nei confronti dell'elefante di Carlo Magno è rinato negli ultimi decenni, soprattutto all'interno di un nuovo interesse di quella che possiamo definire storia globale, storia interconnessa, ecco così, e quindi una storia che cerca di dare un nuovo valore invece ai contatti e ai rapporti tra mondi diversi. Ecco, spero di essere chiaro. Sì, naturalmente io mi limito a dirvi che a questo punto è possibile avere un po' di tempo per qualche domanda, per qualche curiosità. Ce n'è già uno, io stavo già facendo la solita operazione. Riusciamo, siccome sempre per il discorso del virus non possiamo scambiarci i microfoni, fare a viva voce? Sì, Grazie. Una piccola curiosità, visto che lo scambio di onde, soprattutto tra onde di potere o forte valore simbolico, è pensabile, ipotizzabile che Carlo Magno abbia a sua volta regalato qualche altra donato, qualche altra cosa a Roma? Sì, noi diciamo sicuramente, noi sappiamo che gli ambasciatori naturalmente non andarono a mani vuote da Harun al-Rashid, quindi gli ambasciatori di Carlo Magno portarono sicuramente degli oggetti o forse anche degli animali. Quali fossero non lo sappiamo. Noi abbiamo da questo punto di vista la ricostruzione a cui facevo riferimento prima di un monaco di San Gallo che è ricordato col nome di Notker il Balbuziente, che scrisse una seconda biografia di Carlo Magno, diciamo grosso modo intorno all'880. E in questa seconda biografia lui racconta che cosa avrebbero portato gli ambasciatori di Carlo Magno, e avrebbero portato dei panni di Frisia, che però sono dei panni, possiamo dire, tipo, se non voglio essere un po' troppo scortese, però tipo strofinaccio, ecco, diciamo, e quindi diciamo non seta, ecco, diciamo così, e però avrebbero portato poi dei cani, che vengono definiti come dei cani germanici. E questi cani sarebbero stati dei cani da caccia così forti che avrebbero impressionato con le loro capacità Harun al-Rashid. Ecco, come dicevo prima, è molto difficile valutare questa informazione perché a differenza di Carlo Magno, che scriveva, di Eginardo, che scriveva poco dopo la morte di Carlo Magno, quindi i suoi lettori erano persone che avevano conosciuto Carlo Magno, che sapevano che cosa era avvenuto e quindi non poteva inventare più di tanto. Ecco, Notker scrive molto dopo e inserisce molti episodi estremamente dettagliati, ma difficilmente valutabili nella loro veridicità storica. E quindi noi non lo sappiamo, però si ipotizza, ecco, se vogliamo dare valore alla testimonianza di Notker, potrebbe essere che siano stati inviati questi oggetti.
Ricordiamoci che poi Harun al-Rashid manda anche altre cose, manda per esempio a Carlo Magno una sorta di enorme orologio meccanico che per i tempi era possiamo dire, un oggetto di straordinaria complessità tecnologica. Quindi sicuramente diciamo, da parte di Carlo Magno vi fu un invio di oggetti, ma noi non sappiamo quali. E un'altra cosa che non ho detto, ma mi ricollego quanto alla sua domanda, è che le fonti, stranamente, questo è un punto molto importante, diciamo, le fonti arabe, diciamo così per semplicità, non ci dicono assolutamente nulla dei rapporti tra Harun e Carlo Magno. Quindi non abbiamo, cioè, non lo registrano, non registrano questi rapporti. E questi hanno fatto pensare a qualcuno che magari non ci siano mai stati, che siano un'invenzione, però anche qui possiamo dire abbiamo varie fonti dell'epoca appunto che attestano invece questa presenza, come appunto non solo fonti scritte in ambienti vicini a Carlo Magno, ma come Miracola Sancti Genesi, scritti in ambienti completamente staccati dalla corte, che non avrebbero avuto nessun interesse a dire una cosa totalmente inventata. Adesso devo dire sinceramente io questo episodio non lo conosco, quindi non so darle una risposta, però ecco, ricordiamoci che lo scambio di animali esotici è molto frequente, diventa sempre più frequente dal basso medioevo all'età moderna. Quindi diciamo, quando molto spesso iniziano a essere costruiti, in questo caso sì, dei veri e propri, oggi noi li chiameremo degli zoo privati, che servivano a manifestare anche il potere, la capacità anche economica dei signori che li possedevano. Pensiamo per esempio, non so, Lorenzo de' Medici aveva una giraffa, quindi diciamo queste sono cose che erano piuttosto diffuse, soprattutto a partire dal XV secolo in poi. Questa fase invece è molto più rara, la presenza di scambi di animali esotici. A proposito dei confini culturali, quello che mi ha fatto pensare, come ha detto lei e che ha detto lei con questa bella presentazione, il Aaron potrebbe aver pensato culturalmente è un capriccio di Carlo Magno. L'ebreo aveva guadagnarci un posto, non ho da capire perché lo vuole, che non lo vuole. La popolazione in transito poteva fare come aveva fatto per Federico II, la grande sorpresa di vedere per la prima volta, ma era tutta una cultura diversa. La cultura che lei suggerisce di Carlo Magno è una cultura anche cristologica. E la Chiesa cosa ha detto di questo messaggio sottratto in qualche modo al persiano, portato della centralità in quel momento della Chiesa, che era la Quisgrana, per fare quello che per il popolo era una bella sorpresa, per l'ebreo era un guadagno e per il buon Roma era solamente ho fatto un piacere a Carlo Magno, un amico. Sì, allora diciamo per quello che riguarda Isacco noi non sappiamo, non possiamo dire che abbia avuto un guadagno, diciamo che era più una sorta di mediatore culturale, cioè si pensa che egli fosse a capo della delegazione soprattutto per la questione linguistica.
perché naturalmente noi dobbiamo immaginare che queste persone arrivano in un posto dove si parla l'arabo e devono rapportarsi con arabi o con persone che appunto parlano l'arabo, e quindi era necessario avere anche dei traduttori. E allora l'ipotesi che è stata avanzata soprattutto, secondo me in maniera convincente, da uno dei più importanti studiosi di Carlo Magno, uno studioso tedesco che si chiama Johannes Fried, è che Isacco appartenesse ad una sorta di gruppo che nelle fonti arabe viene definito col nome di Radaniti, è un nome su cui origine si è discusso molto, cioè erano un gruppo, possiamo dire, di mercanti mediatori culturali, ecco, diciamo così, che si spostavano continuamente tra Occidente, Oriente, diciamo, dall'India fino all'Europa, avevano delle proprie vie, una propria organizzazione. E di questi siamo di fronte a una situazione contraria, cioè abbiamo una descrizione estremamente dettagliata nelle fonti arabe e non abbiamo neanche una parola nelle fonti occidentali. Però ecco, lo storico Johannes Fried ha ipotizzato che forse Isacco fosse uno di questi. Poi, per quello che riguarda la reazione del Papa, ecco, noi naturalmente non abbiamo assolutamente niente su quello che potesse essere stata la reazione del Papa. Ricordiamoci che però tutta la vicenda ha un terzo elemento che io adesso non ho potuto ricordare, e cioè la questione della tutela dei cristiani di Gerusalemme, che emerge nel primo brano che vi ho letto, viene fatto un piccolo riferimento. Cosa stava succedendo? Stava succedendo che a Gerusalemme c'erano alcuni monasteri, alcune chiese di monaci e monache cristiani. E con la crisi dell'impero bizantino avevano perso una sorta di, possiamo dire, tutela politica. E Carlo Magno si è inserito in questo contesto, e le sue trattative con Harun al-Rashid, anche se anche qui siamo a livello di ipotesi, non abbiamo nulla che ce lo dica, ma molti storici lo ritengono, fossero collegate anche a svolgere un ruolo nei confronti dei cristiani di Gerusalemme. Non a caso, proprio nel contesto dell'incoronazione imperiale, il patriarca di Gerusalemme manda le chiavi della città a Carlo Magno, a sottolineare questa nuova forma di tutela. E quindi siamo anche in questo ambito. La simbologia dell'elefante cristologica, come dicevo prima, è ambivalente, quindi è difficile, però noi purtroppo non sappiamo cosa ne pensò il Papa. Sappiamo però che quando il corpo di Carlo Magno per la prima volta fu tolto dal sarcofago nel quale era stato messo quando era morto, era avvolto in un panno bizantino con sopra degli elefanti, che è quello che non si vede molto ma fa un po' da sfondo alle mie slide. Anche la questione dell'apertura del sarcofago di Carlo Magno è complicata, è una storia a parte, magari la prossima volta parliamo di questa. Però ecco, in realtà era stato aperto una prima volta intorno all'anno 1000 e poi una seconda volta viene aperto da Federico Barbarossa, quando Barbarossa nomina un suo antipapa e gli fa santificare Carlo Magno. E in questo contesto si decide di toglierlo dalla tomba in cui si trovava prima, che era un sarcofago romano, rappresentato sopra il ratto di Proserpina, e lo fa mettere nella tomba dorata, nella chiamiamola bara dorata, dove si trova ancora oggi ad Aquisgrana. Ecco, quando viene fatta questa operazione si trova questo panno di origine bizantina che rappresenta elefanti, quindi ecco, questo è un punto di domanda, ecco, ma sicuramente anche qui ci fa capire che questa simbologia dell'elefante è un po' ambivalente, però torna. No, io volevo chiederti solo una cosa, cioè tu